Adesso con il cappello del segretario generale Yacht Club Costa Smeralda, mi piacerebbe far vedere un po' della nostra realtà e quanto la vela può fare per il territorio e quante ci sono ancora delle opportunità aperte, secondo me non o poco sfruttate. Ok, grazie mille. Mi sono chiuso la giacca tutto quanto perché prima mi sono sporcato con una guerra di color Jones, perciò sono leggermente macchiato, però va bene, andiamo avanti. Allora, questo è il nostro calendario di quest'anno che si sta chiudendo con questo weekend. Trovate dei eventi che sono ormai annuali o ripetitivi ogni 2 anni e rappresentano l'eccellenza assoluta a livello internazionale. Prendo qui dal nostro calendario solo 2 o 3 esempi. Questo settembre è stato particolare perché abbiamo avuto 3 eventi, uno dopo l'altro. Maxi Yacht Rolex Cup con la partecipazione di 47 imbarcazioni, la Swan Cup 111 barche e poi la Perini Navi Cup. Se guardate un attimino chi non è familiare con la vela o con la nautica in generale, vi consiglio fortemente di entrare un attimino un po' in questo mondo, cercare di capirlo, perché vivendo su un'isola secondo me è importante capire la nautica, perché questi eventi hanno veramente un potenziale ancora poco sfruttato. Noi geniamo la piattaforma, noi organizziamo l'evento, abbiamo contatto con gli armatori più importanti del mondo, qui arrivano tutti equipaggi, soprattutto su certi eventi a livello di Coppa America, perciò assolutamente il top del top dei professionisti. A livello mondiale arrivano da Nuova Zelanda, America, queste ormai sono regate che sono fissi nel calendario internazionale. E diciamo che potrebbe avere mi piange il cuore se organizziamo una Swan Cup che muove 3.000 persone, che portiamo sul territorio fuori dalla stagione, perché tutti questi eventi, come vedrete, sono tutti a giugno o a settembre, perciò sono tutti eventi fuori stagione, che prolungano la stagione, però poi questi armatori arrivano dalla Svezia, dalla Norvegia, da Scandinavia, da tanti paesi del mondo e vedono purtroppo anche da noi in Costa Smeralda la metà dei negozi già chiusi, i ristoranti chiusi, i servizi turistici mezzi aperti, non aperti, e non lo capiscono, non percepiscono perché guardiamo fuori adesso, è una giornata pazzesca. Per uno che viene dalla Scandinavia, questo per loro è meglio dell'estate. Perciò abbiamo un potenziale enorme, però dall'altra parte se ci basta di guadagnare per 2 o 3 mesi e chiudiamo quando magari la stagione diventa un po' così, secondo me è un errore, perché poi come abbiamo parlato anche ieri con l'intervento anche del vostro consulente dell'aeroporto, che noi dobbiamo fare sistema vuol dire l'aeroporto, i servizi, ristoranti, alberghi, eventi, perciò tutto deve essere quando c'è armonia, quando tutto funziona, tutti lavorano nella stessa direzione, allora sì si può fare. Stiamo parlando del prolungamento della stagione. Questo per darvi un'idea sul movimento di queste regate. È chiaro che quando io dico che noi diamo la piattaforma, vuol dire che noi organizziamo tutto per queste imbarcazioni di venire, per gli armatori di venire, i team. Per darvi un'idea, per la Maxi, per una barca media, spesa per una settimana di regata 250.000 euro. Ok? Questa è la spesa di logistica fra vele, fra i professionisti in barca, stiamo parlando di equipaggi fino a 30-35 persone in barca. Stessa idem per il Perini chiaramente non è meno agonistico, è più un evento lifestyle, però vi garantisco che non esiste un posto al mondo che ha visto finora 21 Perini nel suo porto, non esiste. Il massimo che arrivano altre destinazioni sono forse 4 o 5 Perini se sono fortunati. Ne aveva 21 a Porto Cervo la settimana scorsa. Però o crea poco interesse, perché anche se uno non partecipa all'evento, come la Formula 1, potreste almeno venire a vederlo. È una cosa unica. Non esiste in un altro posto del mondo.
Perciò se guardate le immagini di questi, poi dopo abbiamo filmato, però andate anche sul sito e vedete un attimino l'immagine della Perini Navi Cup, è veramente un spettacolo. Perciò e lì sono i potenziali anche per gli operatori, per quello che succede in altri posti. Quando arrivano delle regate, soprattutto non le regatine così piccole, regate importanti a livello internazionale dove c'è elicottero, stampa, CNN, di tutto e di più, le persone si interessano, organizzano le barche, vanno fuori a vedere le regate, vanno fuori a vedere le partenze, che partecipano in questo spettacolo, perché quando tu vedi 111 Swan che ti arrivano tutti con Genac, vi garantisco che è emozionante. È chiaro che da terra non lo vedi, devi muoverti e devi venire fuori in mare, però siamo davanti a Portocervo, siamo davanti all'archipelago, andiamo giù a Tavolara, uno si collega con VHF, canale 72 e senti praticamente tutto il traffico e sai dove andiamo. Perciò queste sono opportunità, secondo me, un po' sprecate. Queste sono un po' per darvi un'idea di chi viene coinvolto nel nostro mondo. Perché uno pensa solo, non so, la barca a vela, esci fuori, prendi l'albergo, il ristorante e basta. Si muove molto, molto di più. Io sono stato vicino a un passeggero che veniva dalla California, che si è affittato un capannone a Arzachena, vuoto industriale, per fare un sail loft, per riparare le vele delle barche. Cioè se questo viene dalla California a Portocervo, solo per business, perché si affitta un capannone vuoto per riparare le vele, vuol dire che qui c'è qualcosa che non va. Ce l'avevamo davanti a casa. Perciò questo è solo per darvi un'idea, adesso io non so su quale settore voi operate, però anche per uno che ha un albergo vicino o che opera con i pullman o che opera magari con le barche, organizzate qualcosa, facciamo dei gruppi che venite, io vi do la piattaforma, io Club Costa Smeralda lo organizzo da 50 anni, noi vi diamo la piattaforma degli eventi, venite a vedere come si possono sfruttare, organizzate, non so, magari per il mercato locale non è tanto interessante, però se fai qualcosa su internet, chiedete ai vostri clienti, magari a un tedesco, a un svizzero, magari interessa. Perciò questo solo per darvi un po' di spunti. Spectator boat, organizzate le barche, affittate le barche, è fuori stagione, le barche o vanno in cantiere, almeno fai qualcosa nell'ultimo weekend, l'ultima settimana, organizzi qualcosa, dove andare. Ok, arrivo. Questo è il calendario per l'anno prossimo. Prendetelo, fotografatelo, vedete un po' cosa vi interessa, quali sono gli eventi. Qui c'è un evento di particolare interesse che sono i Star, che è un mondiale, e poi con questo vi lascio e possiamo far partire il video. Ok? Grazie. To be back on the water again sailing, and here in Portocervo, I mean, look around, it's just a magnificent place to sail. Portocervo is just the nicest place, I think, that exists sailing. It's a very challenging place to sail, especially today inside the channel. All the team enjoys it, so that's why we are coming back.
Tourism Call to Action. 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.